Buongiorno a tutti quanti, benvenuti a Osoppo per questa convention di Ente Friuli nel mondo, rimaneggiata quest'anno per l'emergenza del Covid, ma comunque presente. Un saluto a tutti i friulani nel mondo, un saluto a tutte le personalità che parteciperanno oggi a questa convention, un ricordo particolarmente importante a Ottavio Valerio, nostro concittadino, ambasciatore della friulanità nel mondo, di cui decorrono quest'anno i 30 anni dalla morte, e un arrivederci al 2021 per la convention, sempre qui a Osoppo, speriamo in forma piena e con tutti i friulani del mondo dei vari Focolars Furlans. A nome dell'Ente Friuli nel mondo ringrazio innanzitutto il sindaco di Osoppo per aver ospitato questa convention, purtroppo convention virtuali, quindi un abbraccio a tutti i fratelli friulani nel mondo, l'occasione per ritrovarsi magari in streaming, per stringersi, per abbracciarsi come ho detto, purtroppo è un'edizione rivisitata, l'occasione per incontrare tutti gli oltre 150 friulani nel mondo, dall'Australia all'America Latina, al Canada, piuttosto che ai Focolars Furlans in Asia, in Africa e anche europee. Qui a Osoppo quest'anno ricorderemo la figura che è stato uno dei padri fondatori dell'Ente Friuli nel mondo, Ottavio Valerio. Veramente lo spirito della friulanità è stato condiviso da tanti friulani nel mondo. L'edizione particolare di quest'anno, che il Consiglio dell'Ente ha voluto comunque celebrare in ricordo di Ottavio Valerio nel suo trentennale della sua scomparsa, mi vede oggi in una duplice veste, anche di Duca del Ducato dei Vini, perché proprio Ottavio Valerio, oltre all'Ente Friuli nel mondo, ha fondato negli anni 70 il Ducato dei Vini friulani, riconoscendo nei Focolars Furlans gli ambasciatori dell'enogastronomia friulana. Quindi con questo ricordo e con questo messaggio che vogliamo dare a tutti i Focolars, in modo particolare ai giovani, affinché Ottavio Valerio sia ricordato per quel tanto che ha fatto nelle anime, nel sentimento, nei colori, nei saperi della nostra friulanità.